Andiamo a mangiare? Pepe? Andiamo. Sì, parla, andiamo a mangiare. È ora. Buongiorno, oggi è sabato. Ho deciso di vloggare anche oggi e quindi sarà un vlog separato, ovviamente. Andrà online domani. Faccio questo vlog separato. Ho fatto delle modifiche, dopo vi farò vedere. Ho ancora i tappeti stesi anche, che in teoria dovrebbero essere asciutti. Perché li ho tirati dentro ieri sera che erano tipo le 7. No, 6 e mezza, non lo so. Allora, cosa devo fare? Dare a mangiare ai gatti, come sempre. Panna, tu vieni. Ah, qui ho messo, ho pulito tutto e ho lasciato libero per appoggiare le cose e ho messo questa scatola con dentro le mollette. Lì c'è il sensore del termometro. Pepe. Pepe. Ciao. Qui ho rimesso la stoffa per i gatti, per sedersi, anche per noi, perché bisogna grattare la panca e riverniciarla, quindi per non prendersi spine e pezzi di vernice ho fatto così. Visto che ci sono, questa è la temperatura e qui mi sono messa il tavolino con la solita tovaglia. Ho i fiorellini, guardate che belli. Questi fiori qua li ho raccolti il giorno prima che nevicasse, ecco, e sono ancora bellissimi, guardate che belli che sono. Li ho messi qua nell'acqua. Poi il mio sasso e questa pianta qui che devo buttare, questa che è morta. Questa qui è ancora viva, invece va benissimo, è ancora perfetta, e questa anche è mezza morta. Devo cambiare tutto, insomma. Eccomi, fatto alcune modifiche e ecco, i gatti hanno mangiato bene 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 e niente. Ah sì, devo fare una lavatrice oggi, che è sabato. No, non perché è sabato, ma perché devo farla veramente. Proprio bisogno. E faccio, è pieno, pesa troppo. Niente, vi abbandono e faccio la lavatrice. Altra piccola modifica, ho messo questo tavolino che era di là in camera nostra, l'ho messo qui, perché il tavolino quello alto, avete visto, l'ho messo fuori, come ogni primavera estate, quindi qui ci ho messo questo che è già spostato dal muro. Allora, mi devo prendere una sabbia perché adesso la tengo qui la sabbia, perché devo lavare la cassetta dei gatti. Devo fare questo lavoretto qua per forza, vero Pepe? Ciao Pipo! Pepe è specializzato a rompere il sacchetto. Fila! Pipo! Ciao! Piccolino! Sei piccolino, ciao! Ciao Pepe, ciao Panna! Vai al sole? Vai, vai! Sono partita da casa, ma vado fino qua al negozio qua a Borca perché non ho voglia di fare chilometri. No, devo comprare il pane assolutamente perché siamo senza da qualche giorno e quindi il pane è indispensabile. Oltre al pane io volevo prendermi un tubetto di maionese, ma di quello piccolo perché costa troppo qui, quindi prendo solo un tubetto piccolo piccolo e poi niente, pane è quello e basta. Se c'è l'insalatina scontata, se è in offerta 99 centesimi quasi quasi la prendo, se no amen, se no stiamo senza. Ho carote, cetrioli e finocchi e quindi sì, poi ho il mais, ho il tonno, comunque basta anche quella roba, però se c'è un po' di insalatina magari. Ecco, sono quasi arrivata. Stavo notando che le frecce sono un optional, ma di quelli proprio optional, come le cinture al sud, qua le frecce tipo, veramente assurdo. Vabbè, mi parcheggio qui a casa, vado su a bermi un po' di caffè latte, una tazza piccola piccola perché bevo il latte intero quando vengo qui dai miei e quindi bevo una tazza veramente piccola. Ma il caffè solo a me non piace, quindi non mi è mai piaciuto solo il caffè.
Da piccola caffè con però lo zucchero, allora mettevo tipo 1 chilo di zucchero dentro. Ho messo questi orecchini con il quadrifoglio coccinella che vi ho fatto vedere nel video. Belli. No, volevo mettere le 2 kokeshi, poi invece oggi ho messo questi. Ciao Simon! Ciao Simon! Che bella la mia Simon! Piccola lei, è piccola. Sì, è piccola. È piccola Simon. Zeta, dove sei? Ah, eccolo là sotto. Ah, non si vede niente. Volevo farvelo vedere. Ecco, è andata anche Simon. Situazione smalto di oggi, che è sabato. Così, si è sbeccato perché poi ho fatto anche la doccia. Poi ho pulito casa ieri, quindi si è sbeccato per forza. Però resiste, dai. E questa era la sinistra, la destra è sbeccato sull'indice. Vabbè. Ciao Silvano! Ciao Silvio! Silvano, come stai? Bene, vero? Simon! Sì, Silvio, sì, Silvio. Andiamo. Simon, vieni. Bianchetta? La mamma di Pepe. Oh, Silvano! Simon! Sì, Silvano, sei il più bello di tutti. Sei il più bello. Oh, Alfa! Ciao Alfa! Ciao mio Alfa! Andiamo! Pinky! 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 Ecco! Pinky, lei è la mamma di Alfa. Sì, Silvano, sì. Sei bello, Silvano, sei bello. Sei bellissimo. Andiamo, Silvio. Pinky! Ciao, Pinky! Alfa? Sì. Simon, vieni! Sì, Pinky, di. Pinky! Eccomi, suona mezzogiorno adesso, io vado via adesso da casa perché sono stata con la vicina di casa che abita lì e che ha il nipote e lei è bisnonna e ha questo nipote e allora era lì nel giardino, sono stata lì con loro e poi ho avuto da ridire con una signora perché ha 3 cani, ma 3 cani di taglia grande che vagano così a caso e ho detto sono arrivati lì nel prato e lei fa ma sono dei cani da salvataggio, non fanno niente. E ho detto non mi interessa se non fanno niente, i cani non devono stare mollati. Poi per di più sono proprio grandi, come stazza sono tipo dei Labrador. Adesso io non so che razza sono, a me sembrano tipo dei Labrador ma non sono sicura, e comunque sono grandi. Niente, quindi ho trovato da ridire con questa signora e continuava a ripetere ma non fa niente, e io continuavo a dirgli non mi interessa se non fanno niente, sono dei cani, devono stare legati. Poi le ho detto non è casa sua qua, non può lasciarli mollati così, cioè non capisco, io i proprietari dei cani non li capisco veramente. Pensano che i cani siano degli dei venuti in terra per proteggere il mondo, non so cosa pensano, ma non si tengono mollati, punto. Che siano dei cani buoni o cattivi non mi interessa, vanno tenuti legati, se no li porti nel bosco e allora lì li tieni slegati come vuoi. Se proprio uno li vuole tenere liberi, li tiene in posti dove non ci sono persone, dove non ci sono case, perché insomma va ben tutto ma sono sempre cani. Io per quanto siano buoni, anch'io ho paura, io non ho paura dei cani, ma per quanto possano essere buoni non sai mai che reazioni possono avere, e quindi c'è sempre un pochino di dubbio, perché sono comunque animali. Poi con il padrone hanno un certo rapporto, se incontrano una persona. C'è un uccellino, ecco chi è che mi mangia la terra, ci sono gli uccellini che mi tirano la terra ovunque. Gli uccellini sono andati a tirarmi fuori i fiori, questi qua, ma dai, poretti.
Infatti mi trovo sempre tutta la terra qui, però non sono i gatti, sono proprio gli uccellini, guardate cosa hanno fatto. Mi tirano fuori tutta la terra dai vasi, solo che in questo vaso qua ho seminato e non volevo coprirlo perché ha bisogno d'aria. Vabbè, ho preso la spesa. Insomma, passo sempre per la brontolona della situazione, per quella che critica sempre. Metto l'acqua per la pasta, che sono già in ritardo, e poi do la pappa ai gatti, e poi mi cambio di pantaloni almeno perché sono scomodissima. Ho preso anche un sugo lampo perché a me piace tantissimo, anche se io non potrei mangiare niente con i pomodori, però mi serve una pentola. Cosa c'è, piccola? Ciccia bella. Oh mia ciccio bella. Vieni il braccio. Il braccio. Adesso che Panna si è sistemata io mi devo alzare, ovviamente. Come sempre. Hanno la capacità di mettersi in braccio quando bisogna alzarsi. C'è il sole, e poi ci sono i nuvoloni che lo coprono ogni tanto. Però c'è tanta aria, è fastidiosa. È arietta fresca. C'è la neve. Non può essere calda. Però vabbè, niente, ho steso prima gli asciugamani e la tela del divano. Ecco. E niente, adesso devo lavare i piatti, assolutamente. Lavaggio da Panna. Aiutatemi. Oh, sono riuscita a liberarmi. Il piccolo dorme nel suo cestino. Virgola. 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 Cosa? Cosa c'è? Virgola. Virgola. Stella. Ciao Lilla. Lilla? Che trippa. Niente, io aspetto in macchina. Io sono destinata ad aspettare in macchina. No, non avevo voglia di scendere. Con i capelli così corti, a parte che ho questi ciuffi che... Questi non li ho rasati, mi sono dimenticata. Mi sono accorta che anche qui ho dei capelli lunghi perché non li ho rasati. Però ho la stanga dell'occhiale, quindi non si vedono. E niente, aspetto. Mi hanno fatto la spesa. Qui in paese. Non distanti, l'ho beccata nel video. Ha cambiato colore i capelli, non è più bionda, ha cambiato drasticamente questa volta. E ho detto, se devi cambiare, cambia, perché le erano venuti dubbi il giorno prima. E gli ho detto, no, se vuoi cambiare, cambi, ma cambi. Sono a casa, sono le 6:30 e adesso, siccome qui quando si fa la spesa, adesso in questo periodo, quest'anno, ecco già caduto per terra una scatola, regalano queste scatoline, l'orto che verrà, perché ci sono dentro praticamente hai il vasetto con i semini di una piantina e la torba, insomma il terriccio, ecco. E niente, quindi adesso volevo registrare il video su questi cosini qua ci sono le istruzioni e poi ve lo metterò online. Non so se
domani, cioè lunedì, sì, domani, perché voi lo vedete di domenica questo video, quindi domani. Forse domani lo metto già online, lo metterò già online, quindi come DIY può starci, no? Ne ho già fatti 3. Li ho fatti ieri sera, questi qua, li ho messi qui in questo. Questi 3, una lavanda, un anetto e una carote. Quindi staremo a vedere, però lavanda c'era veramente, non c'era quasi niente di semi, cioè veramente 5 di numero, per cui non so quanto verrà fuori lì. E qui invece ho cipolla gialla e camomilla, quindi tutti diversi. Va bene, quindi dopo vi registro quello lì, magari mi metto di fuori che ho un po' di luce in più, piuttosto che registrare in casa. Porto dentro la biancheria asciutta, gli asciugamani, e preparo la tavola, mi cambio, metto il pigiama. Siccome è sabato, io faccio le patate, sempre ogni sabato sera, e queste qua sono le solite, quelle del Lidl. Ci metto l'olio sopra, filo d'olio passato più volte sopra, ma proprio un filo, e poi ho messo l'aroma, come si dice? L'insaporitore per patate, ecco. E panna è qui con me. Va bene, vi registro questo video qua che è interessante, e poi no, mi cambio, mi prendo il mio pigiama, che ce l'ho mezzo qua e mezzo di là, che non è il pigiama in realtà, sì. Ho la canottiera della Avon, il pigiama anche, è questo pigiama qui con i pantaloni così, e la canottiera semplice con il bordino fatto così, e poi sopra ci metto la mia felpa con Bambi, visto che ci sta bene. Ma quando serve non si vede niente. Questa qua, ecco. Siccome è rosa come i pantaloni e la canottiera, allora metto quella. Guarda i capelli, ho la coda, guardate che lunghi che sono, cioè. Va bene, questa invece è la roba che ho usato oggi, e sì, c'è anche in mezzo c'era questo. Alla fine non ho mica messo lo smalto sui piedi la scorsa settimana. Era la scorsa? Non lo so. Comunque non l'ho più messo, perché poi non si sta mai coi piedi scoperti qui in montagna in questa stagione, perché fa veramente freschetto. Già in estate in estate sono sempre in ciabatte, quindi ho sempre i piedi scoperti. Invece adesso, finché non arriva giugno, niente ciabatte leggere. Va bene, faccio le mie robette e poi in caso ci risentiamo dopo. Sì, sono sotto casa. Stavo guardando se c'erano le formiche, perché gli anni scorsi abbiamo avuto un casino di formiche. No, non ci sono ancora. Praticamente salivano tutte lungo il muro, andavano su sotto la terrazza. E anche qui dall'aiuola, questa qui era tutto pieno. E invece quest'anno, quando ho fatto giardinaggio, tra virgolette, ho messo il veleno alle formiche. E infatti non le ho più viste. E niente, adesso sono venuta giù di fuori perché volevo chiudere il vlog, e quindi sono venuta un po' di fuori. C'è un'aria da pioggia, da brutto tempo, veramente. Quasi quasi potrei farmi 2 passi qua giù, visto che ci sono. Non si direbbe che il poggiolo è alto, invece è alto. Quello è il nostro poggiolo. Non sono mai venuta giù per questi prati. Cioè io abito qui da 3 anni e non sono mai scesa qua giù. Sono proprio messa male. Che bello. Non sono mai proprio scesa fino a qui. Va bene, si vede anche la stalla da qui. E niente, io spero che questo vlog del sabato vi sia piaciuto. Di un formicaio, stavo per andare dentro. Sì, ma ho anche le scarpe col buco, quindi non sarebbe stato il massimo. Niente, spero che questo vlog vi sia piaciuto. Ho deciso di registrare anche sabato perché oggi ero di giornata buona, il che è raro ultimamente. No, mi dispiace che mi vediate un po' giù di morale in alcuni vlog, però purtroppo ogni tanto ho queste giornate, e non sono più periodi, mesi interi, ma sono giornate ogni tanto, e quindi per fortuna va meglio. E niente, oddio, sono quasi giù in fondo al prato. Se sabato prossimo mi andrà di registrare un video singolo così, lo farò, insomma.
dipende da come sto, ecco, di umore, sempre quello il discorso. E niente, sono arrivata già in fondo al prato, adesso vado fino qua giù dove c'è la mangiatoia e sì, è tutto nuvolosissimo, proprio tempo pessimo. Io sono in pigiama, sì, perché sono in pigiama. Ormai vedete tutto buio buio. Aspettate, se io facciamo delle prove in diretta, se io aumento la luminosità, no, non funziona. Niente, non funziona niente. Quindi è già tutto buio. Volevo farvi vedere. Ho le patatine che mi tornano indietro. Eppure erano buone. Forse ho messo troppo in condimento. Ancora. Forse ho messo troppo condimento. Ecco, io adesso da qua giù vi faccio vedere il paesaggio. Quella luce che vedete lì è il campanile della chiesa del villaggio. Ecco, e questo è quanto? 360 gradi. Quello è il Monte Rite, dove vado ogni estate. E qua c'è il boschetto e laggiù c'è la mangiatoia, spero che è vuota. Niente, faccio ancora 2 passi. Ecco, questa cosa che vedete è la mangiatoia, ma non riesco a illuminare di più. E qua giù passa il Boite, che però non si vede perché è buio, comunque laggiù. Ecco, lasciatemi un commentino qua sotto al video, raccontatemi cosa farete oggi, domenica, o comunque il giorno che vedrete il video, insomma. Non ho mai visto la casa da qua giù, non sono mai scesa fino a qua giù, mai. Però prima o poi bisogna scendere, no? Per poi risalire, quindi adesso io sono scesa, ho il fiatone, non sono più abituata a camminare e risalgo. Ecco, vi porterò comunque con me quest'anno se andrò a fare le gite. Quest'anno non lavoro e quindi ho fatto una richiesta di lavoro, ma ahimè qui è difficile veramente trovare lavoro e poi io non so fare niente e tutti i lavori, tutte le offerte di lavoro richiedono l'esperienza e quindi io ho provato a mandare lo stesso il curriculum e tutto, ma è molto molto difficile, quindi chi si lamenta che sono a casa e prendo i soldi della disoccupazione, io ho lavorato per averli, è un diritto poi, e comunque non c'è lavoro e c'è poco da fare. In città magari è più probabile trovare qualcosina, qui i lavori sono purtroppo sempre i soliti e quindi è difficile. Ecco, si sta facendo veramente buio, quindi lasciatemi qua sotto un commento, ditemi se vi piace un vlog così e magari tipo il sabato posso fare un vlog singolo. Sì, continuerò comunque a fare il weekly vlog perché mi piace come tipologia, poi magari il sabato fare questo vlog singolo. Va bene, niente, l'ho ripetuto 220 volte, vado, sono arrivata quasi a casa. Madonna, non sono abituata a camminare veramente. Ecco, sono arrivata. Che fatica. Ho già chiuso anche gli scuri di camera nostra. Sul serio sono sfinita. Quindi, siccome adesso è buio, io chiudo il vlog. Spero vi sia piaciuto. Ve lo ripeto, spero vi sia piaciuto. Non so quante volte l'ho detto alla fine di questo vlog, non so. E ci vediamo al prossimo. Ciao. Ah, e volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti. Adesso vado in casa. Oppa, ecco, sono arrivata in terrazza e vi ringrazio tantissimo perché mi scrivete sempre
e gli iscritti stanno aumentando e questo era il mio obiettivo e mi piace essere seguita, mi piace che mi scriviate sotto e mi piace anche rispondere. Purtroppo oggi ho cancellato il commento di una persona per sbaglio, cioè dovevo fare rispondi, ho fatto rimuovi, c'era ho fatto rimuovi e quindi mi dispiace, ma volevo rispondere e non posso più rispondere, ma era in un video vecchio. E niente, grazie e al prossimo video, ciao!